La Notte Bianca dei Licei è un evento nazionale, quindi stasera tantissimi licei in tutta Italia saranno in festa come noi. Per noi ha tanti significati, questo, quindi un motivo di festa per gli studenti, l'idea di far venire tutta la cittadinanza a vedere quanto è bello stare al liceo, studiare qui, anche se è un percorso faticoso, impegnativo, ma anche di soddisfazione, di festa e di possibilità di stare contenti anche a scuola. Ecco, poi ovviamente ci sembrava una bella data perché quest'anno Mantova è capitale della cultura e quindi potevamo già iniziare l'anno con questo festeggiamento, visto che il nostro liceo è un palazzo storico dove è nata la cultura a Mantova ed è sempre stata, insomma, è un liceo prestigioso. È bello che ci sia questa apertura della scuola in una serata di festa, in una serata dove i ragazzi, i giovani esprimono la loro appartenenza a questa comunità educativa. I giovani sono al centro della nostra attenzione e i giovani sono i protagonisti del nostro progetto, della nostra città, della nostra comunità. La città della cultura non può prescindere da questo potenziale di cultura che sono i nostri giovani e sono le nostre scuole. Senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che dalle mosse d'antico amor sentì la gran potenza. Conosco i segni dell'antica fiamma, ma Virgilio n'aveva lasciati scemi di sé. Virgilio, dolcissimo padre. Il liceo classico dobbiamo ricordarci che era in realtà l'unica scuola superiore che c'è stata fino a dopo grosso modo la seconda guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi di fatto era l'unica scuola presente ed era ben curata, nel senso che le apparecchiature venivano non solo comperate ma anche fatte usare agli studenti e ne abbiamo testimonianza. E ancora vi sono alcune macchine dell'epoca. È importante per la didattica per far vedere ai ragazzi non solo come alcune esperienze venissero fatte già 100, 200 e più anni fa, ma anche come si costruisce il sapere attorno ad alcune macchine che raccontano parecchie storie.